al mondiale parteciperà anche il Messico, per chi proprio non può fare a meno di tifare un tricolore, ce ne sono addirittura due, scegliete voi quello che rappresenta di più, diciamo, una nazione moderna con istituzioni trasparenti e qualità della vita. Ora, visto che tuttavia questo strano paese chiamato Italia continua ad ospitarci, abbiamo dedicato le puntate di questa settimana a una sorta di esplorazione nei fondali marini di quello che una volta era il centrodestra. Abbiamo avuto degli ospiti come Marcello Veneziani, Camillo Langone, ma ne abbiamo parlato anche con Maroni, abbiamo parlato con i Tea Party. Domani faremo un'altra incursione sempre per cercare di capire che cosa può ancora oggi avere senso quando si parla di destra. Oggi però ci riprendiamo un attimo la nostra identità come Radio Padania più autentica, più originale, perché andiamo a parlare appunto di autonomismo e soprattutto andiamo a vedere insieme a Gilberto Neto tra poco con noi e più tardi insieme a Stefano Bruno Galli, insomma due pesi massimi dell'autonomismo più diciamo così ortodosso da un certo punto di vista, sempre che l'aggettivo ortodosso possa conciliarsi in qualche modo con Gilberto Neto soprattutto. Cercheremo anche di capire se questo autonomismo può in qualche modo trovare sintesi, trovare sponde con altri tipi di pensieri che in questo momento sono sulla scena politica. Gilberto Neto dovrebbe già essere in onda con noi. Pronto? Ciao Gilberto. Sono qui, ciao, buongiorno a tutti. Eccoti Gilberto. Allora, so che hai seguito le scorse trasmissioni, stiamo cercando di capire che cos'è questo centrodestra. Oggi con invece il tuo intervento e quello che faremo anche dopo con Stefano Bruno Galli, però torniamo un attimo a centrarci sulle nostre origini e quindi a capire come e in che modo, se è possibile, che l'autonomismo oggi si concili con una parte politica che magari ha dei punti di contatto su tante cose, ma non è esattamente identica all'origine, appunto, alle radici della Lega Nord e del pensiero autonomista in Italia. E quindi la mia domanda è questa: come si concilia, secondo te, se si può conciliare un pensiero autonomista, indipendentista con l'attuale scenario politico, soprattutto nell'area della cosiddetta destra? Se è una destra teorica, io ho sentito alcune delle tue trasmissioni e mi complimento perché ti sei inoltrato in una foresta, in un mare dei sargassi da cui è difficile venire fuori, perché definire che cosa sia la destra in Italia è veramente uno dei problemi massimi della contemporaneità politica. Che l'autonomismo sia conciliabile con la destra in senso lato, la mia risposta è sicuramente sì. Che l'autonomismo e l'indipendentismo siano compatibili con l'attuale destra, anzi che poi non si chiama neanche più destra ma si chiamano centrodestra, non ho mai capito questa cosa, questo è un pochino più problematico. Perché dico questo? Perché in Italia la definizione di destra, che non c'è, tu hai faticato molto e continui a faticare per cercare di trovarne una definizione, ma evidentemente ciascuno dalla sua, come si è visto. La destra italiana vive un dramma che è essenzialmente lessicale, perché non si capisce bene che cosa sia questa destra. La destra italiana, quando uno dice cos'è la destra in Italia e cos'è l'estrema destra, si pensa subito al fascio, alle camicie nere, alla mascella quadrata di Benito Mussolini, ovvio, no? Tutto questo perché? Perché nel lontano 1919, appena eletto al Parlamento italiano, Mussolini che cosa aveva fatto? Con un coup de teatro straordinario, è andato a sedersi nello scranno estremissima destra dell'emiciclo, dove da tempo anzi da mai nessuno aveva voluto sedersi perché si diceva che portasse sfiga. E lui, un colpo di fascismo militante, di dannunzianesimo futurista, ci si era messo. Da allora la destra si è identificata con quella roba, che se invece andiamo a vedere, secondo i sani canoni della ideologia, soprattutto dell'interpretazione economica, socio-economica, la destra altrove è un'altra cosa. È una confusione che è continuata nel tempo. Ricordiamoci che per esempio il Partito Liberale in Italia, che è sempre stato dal punto di vista economico, dal punto di vista diciamo di una definizione
internazionale, se ce ne può essere un partito di destra, anche se anche qui poi i problemi lessicali non sono solo italiani, ma sono anche anglosassoni, no? Perché qui loro chiamano liberali quelli che altrove sono la destra, loro invece la considerano la sinistra, ma non esageriamo con il casino. I più anziani si ricorderanno che il Partito Liberale, considerato l'estrema destra economica di questo paese, sedeva in Parlamento fra i socialisti e i democristiani, quindi praticamente a centro-sinistra. Quindi c'è tutto un pasticcio, per cui oggi noi ci tiriamo dietro tutta questa confusione e nel centrodestra italiano c'è veramente di tutto, è l'insalata russa. C'è la destra sociale che è difficilmente distinguibile dall'estrema sinistra sociale, c'è la destra economica che è difficilmente distinguibile dal conservatorismo economico anglosassone. Da tutto questo casino è chiaro che è difficile andare a tirar fuori una sintesi che consente in questo momento di rispondere alla domanda, ma questo centrodestra è compatibile con le nostre istanze di indipendenza e autonomia? La destra liberale liberista, io rispondo di sì. La destra sociale, fascista, patriottica e nazionalista, assolutamente no. Ecco, Credo di aver contribuito a fare confusione. No, assolutamente no, perché hai posto una questione abbastanza chiara. La destra sociale no, però è anche vero che quello che ci ha detto ad esempio Veneziani, che il fatto che la Lega parli di tradizione e comunità ha avvicinato anche la cosiddetta destra sociale, e questa è una cosa veramente interessante anche da un punto di vista indipendentista, perché vuol dire che non c'è più il complemento oggetto del senso di appartenenza che era la nazione Italia, basta che ci sia un riferirsi a una tradizione che può essere diversa da quella risorgimentale della propaganda, basta che ci sia un riferimento a una comunità, cioè l'uomo che non è il consumatore uguale all'altro consumatore, un po' come nel pensiero di sinistra, soprattutto americano, ma l'uomo che viene da una storia e va verso una storia. Questo comunque ha avvicinato una destra sociale anche alle idee della Lega e quindi dell'autonomismo in qualche senso e dell'indipendentismo, perché comunque la Lega non si è mai nascosta dietro un dito da questo punto di vista. Secondo te però è un'unione che ci può stare, che può avere una sintesi nel realismo, per toccare quello che ha detto ieri Camillo Langone, ossia i fatti come sono contro l'ideologia che vuole prendere i fatti e interpretarli a prescindere dalla realtà, oppure è un incontro che si fa nell'autogrill della politica, si parla male di come sono fatte le autostrade, di Renzi che supera i limiti di velocità oppure va in contromano, ma poi ognuno riprende la sua strada perché non c'è una strada comune? Qui credo che la chiarezza la dovrebbero fare prima quelli che dicono di essere della destra intelligente, perché anche lì si è accumulato nel tempo un po' di tutto, no? Perché destra intelligente sicuramente Marcello Veneziani fa parte della destra intelligente, anche se secondo me non ha ancora risolto psicanaliticamente tutti i suoi problemi, ma questo è un altro discorso. Il punto è che se, come dici tu, è perfetto, cioè i comunitaristi, per capire di cosa stiamo parlando, che qualcuno mette a destra perché hanno attaccamento al territorio, alla tradizione, al localismo, no? Ci stanno non bene, ci stanno benissimo, però sono loro che devono risolvere questa contraddizione. Questi comunitari o comunitaristi come conciliano il loro essere comunitari e comunitaristi, per esempio, con la storia italiana, come si mettono d'accordo con l'atteggiamento, per esempio, di tipo economico. Mi sta benissimo la tradizione, per carità, è fondamentale, ma io credo che qui la destra per bene, Veneziani, Cardini, ce ne sono tanti, no? Come si chiama il francese là, che scrive quei bellissimi libri? De Benoît, esatto. Sono figli di una destra che era diversa e che un poco per volta, facendo un percorso di tipo tradizionalista, partendo da Evola in poi, Evola poi non lo era tanto alla fin fine, ma c'è tutta una tradizione di tradizionalismo
cattolico e laico che li ha nel tempo, negli ultimi 30-40 anni trasformati e fatti diventare un'altra cosa, però sono loro che devono prendere questa decisione. Tu sei comunitarista e quindi rispetti il valore della comunità locale, della forza, dell'autodeterminazione delle comunità locali, o poi dopo aver fatto tutti questi bei discorsi di comunitarismo mi tiri fuori il tricolore? Perché questa cosa io non l'ho ancora capita bene, perché Veneziani fa questi bei discorsi, poi alla fine l'Italia, i Marò, tutte queste cose, anche lui si mette in piedi e piange con l'inno, insomma. Ecco, non so se mi sono spiegato. Sì, avevano benissimo i comunitaristi, avevano benissimo la destra tradizionalista, per carità di Dio, la destra tradizionalista dei racchettè, quindi non andiamo a metterci su terreni pericolosi, però dico, la destra tradizionalista vandeana, bretone, per carità, straordinario, però attenzione, come conciliano questo loro abbracciare, questo tradizionalismo popolare con il fatto che nel loro DNA ci sia purtroppo il nazionalismo italiano. Come si mettono d'accordo con la loro storia? Questo è il punto. Ecco, questa è poi una domanda che faremo domani, perché avremo ospite Vincenzo Sofo, che è tra i fondatori del movimento Associazione Patrie, che ha supportato la Lega alle europee e sta facendo un percorso più o meno di questo tipo, quindi sarà interessante riportarla anche domani appunto a lui, che domani tratteremo appunto della destra sociale, per intenderci. Però restando sull'attualità, certamente c'è un mondo che ha visto sgretolarsi, no, politicamente la destra buona parte delle sue certezze, adesso sta un po' guardando alla Lega, questo preoccupa anche i dirigenti dei partiti tradizionali della destra, che reagiscono in vario modo, o facendo secondo me adesioni tardive come Generali dopo che tutti i soldati li avevano già firmati i referendum, oppure la Brambilla che addirittura ha scritto un editoriale sulla Stampa per dire che Salvini non può essere il leader del centrodestra. Loro hanno quindi una paura di perdere buona parte della propria identità, perché gli elettori stanno facendo un passo verso il movimento politico della Lega Nord. Secondo te la Lega che cosa può mettere sul tavolo come diciamo qualcosa di cui si può parlare, e cosa invece non deve mettere della sua natura sul tavolo e deve assolutamente preservare da qualsiasi tentazione? Non so se mi sono spiegato. Assolutamente sì, ma io lo continuo a dire fino a una sorta di noiosissimo mantra che io ripeto da un sacco di tempo. La Lega deve fare la Lega. La Lega ha ragione, la Lega faccia la Lega, e quando la Lega è andata male è quando ha smesso per qualche ragione o in tutto o in parte di fare la Lega. Salvini si è rimesso a fare il leghista, e questo va bene. Va bene che si parli, devo dire che le sue risposte alla conferenza stampa dell'altro giorno, a qualche furbetto che gli chiedeva se c'era da cambiare l'articolo primo dello statuto, è stata chiarissima e assolutamente inequivocabile, inequivoca. Fa anche bene però a tirare fuori questi temi di questi referendum che sono straordinari, che vanno bene ad altri, ma non è una cessione della propria identità per raccogliere, no, è un continuare sulla strada con grande coerenza. Sono quegli altri che devono capire che cosa vogliono fare da grandi, perché attenzione, finora abbiamo parlato di destra sociale, io l'ho chiamato di destra intelligente, ma un conto è ragionare con veneziani con cui possiamo non essere d'accordo su mille cose, ma nulla ci impedisce, neanche gradevole, piacevole e morale, ragionarci assieme. Ma purtroppo la destra, il centrodestra italiano è tutt'altra cosa, ma si va sulla Brambilla, allora tu capisci che non so se i veneziani possano essere contenti di questo tipo di accostamenti, però sono due cose profondamente diverse. C'è una destra ciabattona che purtroppo ha nel passato contagiato in qualche misura anche la Lega. Ecco, ciabattona perché voglio essere gentile, ma in realtà sono una banda di furfanti, di tangentari, di furbacchioni, che Dio ce ne scampi. Allora, quello non è più, che poi è una cosa che va al di là della destra e della sinistra, che poi come stiamo vedendo in questi giorni, qui non è più questione di etichetta, salta fuori, emerge prorompente la loro italianità. Ecco, diciamola qui proprio in termini brutali. Cioè, questo essere
italiane nel termine peggiore, cioè i furbacchioni che ne fanno di tutti i colori indipendentemente dall'etichetta. Dell'etichetta poi anche loro non gliene frega niente, perché vediamo che ci sono passaggi tranquilli, spericolati da una parte all'altra, quindi immagino che l'essere di destra o l'essere di sinistra è solo una questione di come si apre il portafoglio per questa gente. Per cui ecco, distinguiamo la destra per bene o la sinistra per bene da questa gente qui. Purtroppo è con questa gente qui che noi o la Lega ha dovuto rapportarsi per troppo tempo. Se la Lega continua a fare il suo discorso, che è perfettamente conciliabile col comunitarismo, col localismo, con la tradizione, ma soprattutto con l'autodeterminazione, con le piccole, tutte le cose che noi ci diciamo da sempre, bene, secondo me la stragrande maggioranza delle persone per bene, dopo le ubriacature berlusconiane dell'ultimo ventennio, forse comincia a capire che nel 94 sarebbe stato meglio votare uno dei due sulla scheda, no? Ci ricordiamo chi c'era, e forse le cose sarebbero andate in maniera diversa. Nel 96? Cosa? Nel 94? No, nel 94 quando si erano messi assieme, che okay. Purtroppo quell'alleanza che in partenza avrebbe teoricamente avrebbe visto prevalere il numero, perlomeno in Padania, il numero di votanti leghisti, in realtà poi ha visto prevalere votanti berlusconiani, perché il Berlusconi è stato abilissimo nel portar via una grossa fetta di elettorato leghista della prima ora. Ecco, questo ci riconduce a un'altra parola che abbiamo, una delle prime che abbiamo tritato, e che è la parola moderato, no? Perché poi se andare a cercare di creare consenso al centro, il famoso centro, alla fine lì secondo me c'è davvero un ossimoro, perché tu non puoi avere posizioni radicali di trasformazione di un paese e poi cercare consenso al centro, dove per antonomasia stanno quelli che invece hanno interesse e volontà di conservare lo status quo. Il centro si presta a tutte le battute più volgari della terra e ce le risparmiamo. Gira per internet quell'acronimo bellissimo MUK, no? Che mi sembra sì. una cosa straordinaria. Moderati di solito sono quelli che nascondono, che hanno un grande tappeto, una grande scopa e che nascondono le loro schifezze sotto questo termine moderazione. Cosa vuol dire moderazione? Qui bisogna essere un po' cattolici, no? Il Vangelo non dice che bisogna essere moderati, o si è estremi o non si è. Cioè, se uno crede in una cosa, crede nell'autonomia della gente, crede nella sovranità popolare, non è che ci creda moderatamente, nel senso che finché gli fa comodo, ci crede e va fino in fondo, voglio dire, alla Svizzera, voglio dire, io chiedo agli svizzeri se vogliono il Mose, no? Sapendo che questo Mose costa 8 miliardi. Sì e no, non è che lo vogliamo sì, metà, che poi questo democristianume, no? Questo moderatismo un po' ipocrita, del quale del non decidere, dietro questo moderatismo si nasconde il peggio. Ecco, esatto. Bisogna essere estremi, ragazzi, nel bene e nel male, non ci sono versi, Don Abbondio non manda da nessuna parte. Ecco, allora con questa io direi che possiamo dare un senso compiuto a tutta la telefonata, Gilberto. Va bene. Vuoi fare un saluto finale? Non lo so. Io voglio fare un saluto, ma voglio fare soprattutto, se mi consenti, un piccolo spot, nel senso che in questi giorni molta gente si è fatta viva costernata per la sparizione di un giornale online che si chiama L'Indipendenza, o per il congelamento di questo giornale online che si chiama Indipendenza. Bene, sappiate che prima della fine del mese tutti i collaboratori di Indipendenza, tutte le energie che hanno fatto avanti per 2 anni e mezzo, rinascono in un'altra testata che non sarà più un quotidiano in senso stretto, ma sarà un luogo di dibattito, una sorta di settimanale, sempre che settimanale online non esiste, una cosa di questo genere. Sì, una sorta di approfondimento, un laboratorio, no? Che ha un nome straordinario, ve lo do in anteprima. Vai. Tu, guarda, sei il primo a saperlo, si chiama Miglio Verde. Il Miglio Verde. Questo evoca tante di quelle cose che credo ci faccia tutti contenti. Sai che Miglio Verde era anche alle primarie per il titolo di questa trasmissione? Ah, questo non lo sapevo. Esatto, però ha perso le primarie, vedi, la pietra scartata diventa pietra angolare, giusto per restare nel Vangelo. Questo è un altro esempio di non moderatismo, vedi? Esatto. Quindi abbiamo qualcosa in comune, mi fa piacere, ecco, tutti gli orfani dell'indipendenza sappiano che
i nostri giovani Marchi, Facco e tutti gli altri stanno lavorando per mettere insieme questa cosa che si chiama banditi, perché non si bandisce nessuno, ma male accolti i moderati, questo non fa che aggravare Esatto, esatto. Bene. Allora, salutiamo tutte le procure che si stanno già mettendo all'opera per monitorare, che è un lavoro anche quello, chi manderà i commenti, vai, traccia le email, è un lavoro, è la repressione, non è... terrificante, perché poi una volta intercettavano una lettera di uno che andava a cavallo, adesso è dura. È durissima, durissima. Poi con la Fornero colpisce anche loro, quindi nel senso, i problemi ce li hanno anche loro, sempre più vecchi a fare tutti questi lavori che non capiscono, poverini. Ecco, tu hai citato la Fornero. La Fornero è al femminile il prototipo del moderato, che la mette nello stoppino a tutti. Quindi via i moderati, viva gli estremisti se gli estremisti sono buoni. Ecco, viva gli estremisti, viva i radicali, viva il Miglio Verde, tra poco online, ve ne daremo conto qui durante Rebelot. Gilberto, io ti saluto e ci sentiamo presto ancora per fare il punto della situazione su come andrà, dove andrà questa radio, questo tipo di pensiero indipendentista in questo strano paese. Io spero che vada sempre verso l'indipendenza e evitiamo i cattivi compagni di viaggio. Ecco, con questo ti salutiamo. Ciao Gilberto. Giornata.
destra, di sinistra, di centro, australi, boreali, juventini, interisti. C'è ancora tempo per firmare i 6 referendum della Lega Nord in tutti i migliori comuni del nord, e non solo. Non ho guardato bene l'elenco, andate a cercare il vostro comune sul sito www.vieniafirmare.org. C'è ancora tempo, quest'ultimo weekend, questa è davvero l'ultima volta, non è che ve lo diciamo tutte. Pensavamo che sarebbe stata l'ultima possibilità, l'ultima finestra per aprire appunto le raccolte di firme, perché poi, come vi ho raccontato più volte, c'è tutto un lavoro di burocrazia importante. Fortunatamente una parte di questo lavoro è stata svolta con successo e con il lavoro di tante persone che ringraziamo da questo microfono. Visto che quindi la burocrazia riesce a stare al passo con le firme che vengono raccolte, si riesce a fare quest'ultima straordinaria apertura di gazebo per il prossimo fine settimana. Quindi non mancate, andate a firmare, ci saranno tutte le indicazioni sul sito www.vieniafirmare.org, ci saranno sulla Padania, il quotidiano della Lega Nord, ci saranno tutte le indicazioni appunto per andare a firmare. Questo è molto molto importante, ve l'abbiamo già raccontato di tutti i 6 referendum, quindi sono sicuro che chi in questo momento sta sentendo questa trasmissione, se non ha ancora firmato, è stato perché non ha trovato il tempo, non ha trovato l'occasione. Ecco, l'ultimissima è sabato e domenica, mentre tutti gli altri sicuramente sanno già di quello di cui sto parlando. Fate girare la voce in modo tale che si raggiungano davvero queste 500.000 firme, e anche perché 500.000 firme, se poi si arrivasse davvero a un referendum, sarebbe veramente sarebbero costrette tutte le forze politiche a parlare di 6 temi, 6 che sono 6 temi concreti. Mi sembra che, se possiamo provare a fare anche una sintesi dopo quello che ci siamo detti con Gilberto Neto, la sintesi potrebbe assomigliare a questa: una Lega che per la sua stessa natura ha un progetto autonomista, come minimo indipendentista da statuto, e quindi questo progetto indipendentista, che poi si può svolgere con una sola indipendenza di una grande nazione, si può svolgere con l'indipendenza del Veneto, con l'indipendenza a velocità diverse, che ne so, della Valle d'Aosta o del Trentino Alto Adige. Insomma, una Lega che vuole le indipendenze dei popoli. Questa indipendenza poi può essere davvero il filo conduttore, perché molto spesso è questa la parola che, comunque declinata in altro modo, fa avvicinare anche altre persone che vengono da un altro tipo di cultura politica. In più c'è l'altra questione molto importante, del fatto che ormai destra e sinistra rappresentano il confine che c'è tra realismo, concretezza, il fatto che una cosa c'è, a prescindere dal giudizio che gli si dà, c'è un grosso flusso di immigrazione, è un problema, è una contraddizione. Poi ognuno dà la sua risposta, però almeno si ammette che c'è il problema, mentre dall'altra parte, e in questo momento ben incarnato dal PD, c'è un'ideologia dove non ci sono più le cose, ma la loro interpretazione vive di vita propria. Questo è un po' il sunto di quello che ci siamo detti in questi giorni. Fin qui, se ho dimenticato qualcosa, mandatemi un sms al 346 64 277 56, e intanto cerchiamo di aggiungere un tassello in più con un'altra voce autorevole dell'autonomismo, e che è il consigliere regionale Stefano Bruno Galli, che dovrebbe essere in onda con noi. Ciao Stefano. Stefano? Pronto? Ecco, come va la linea? Mi senti? Non sento benissimo. Non senti benissimo? Adesso ti rimando in regia, così vediamo se si sistema appunto la linea, e vediamo un po' appunto la linea, se si riesce a sistemarla. È proprio il caso di dirlo: una linea politica che abbia appunto una sua coerenza, una sua capacità di attrarre anche cose diverse, ma con un filo conduttore che rimane quello probabilmente dell'autonomismo, quello
dell'indipendentismo, declinato poi in ogni modo, ma non nel modo moderato, perché ormai quelle sono parole che sono veramente andate a tritacarne, o almeno questo è quello a cui siamo giunti finora. Adesso vediamo se la linea c'è. Pronto Stefano, ci sei? Sì, eccomi qua, sì, eccomi. Allora Stefano, noi stiamo facendo appunto questo viaggio per capire cos'è il centrodestra e in che modo può essere compatibile con l'autonomismo, l'indipendentismo, in una parola il leghismo. Così, se ti faccio questa domanda, tu che risposta mi dai? Ma il primo ragionamento da fare è che il centrodestra deve trovare il suo momento di rifondazione, di rimessa a poco del progetto, deve trovare nuovi leader. Insomma, qui è del tutto evidente che alle elezioni europee il centrodestra ha versato voti su Renzi per due ragioni sostanzialmente. La prima è la mancanza di una leadership forte, la seconda ragione è per il pericolo dell'offensiva di Grillo. E proprio questo deve tornare a far ragionare il centrodestra, cioè io sono convinto che alla frattura politica-antipolitica, che è quella che incarna Grillo e sulla quale specula Grillo per i suoi consensi elettorali più o meno felici, come abbiamo visto alle ultime elezioni europee, sia necessario contrapporre la radicalizzazione dello scontro, della frattura, del conflitto fra lo Stato centrale e il Nord. Cioè non è più a questo punto un conflitto fra Nord e Sud come l'abbiamo declinato, diciamo, negli ultimi 20 anni, sì, fino alla legge sul federalismo fiscale. A questo punto il confronto deve essere un confronto fra il Nord virtuoso e il centro dissipatore e incapace di sostenersi attraverso per via dei suoi apparati burocratico-amministrativi che sono davvero esuberanti. Io ricordo solo che Moody's non più tardi di un mese fa ha sostenuto che la Lombardia insieme alla provincia autonoma di Trento e alla provincia autonoma di Bolzano rappresentano tre realtà più virtuose dello Stato centrale. E allora proprio sulla radicalizzazione della frattura fra il nord e lo Stato centrale deve essere costruita, diciamo, il progetto, secondo me, del nuovo centrodestra, cioè del centrodestra del futuro, mettiamola così. Quindi declinare in modo nuovo questo conflitto e lavorare proprio su questa frattura, perché Renzi sta invece lavorando al contrario per ricomporre le fratture. Cioè Renzi sta lavorando per diciamo sul solco del 1861, sul sostenimento, diciamo sul fare gli italiani. Sì, esatto, sul fare gli italiani, sul ricomporre le fratture che dal 1861 a oggi si sono manifestate. Invece secondo me bisogna rendere virtuosa, cioè bisogna fare leva sulla frattura fra lo Stato centrale e il nord virtuoso, che è da contrapporre alla frattura politica-antipolitica, che è quella che cavalca Grillo. Ecco, io la vedo un po' in questo modo, secondo te di declinare i temi dell'autonomismo e dell'indipendentismo, come mi dicevi tu prima. Ecco, su questa frattura nord-Stato centrale, che è la frattura storica, la faglia storica dell'Italia da quando c'è e poi della Lega da quando c'è, in questo momento quanto la senti presente? Non dico nel dibattito ufficiale, perché ovviamente viene sempre oscurata, ma nel dibattito quello reale della popolazione, nella consapevolezza delle popolazioni del nord nei confronti dello Stato centrale, quanto la senti forte in questo momento, la consapevolezza? La consapevolezza io la sento forte, certo potrebbe essere più diffusa e più radicata, ma comunque è forte. Cioè nel momento in cui si riconosce che lo Stato in questo momento è una struttura che è ingorda e predatore nei confronti dei cittadini del nord, che sono quelli che lavorano, producono e pagano le tasse, effettivamente metti sul banco degli imputati lo Stato di Roma, le strutture burocratico-amministrative di Roma, gli apparati che sono esuberanti nella loro dimensione. Quindi c'è questo tipo di sensibilità. Certo, bisogna lavorare per aumentarla e renderla più condivisa, però io trovo che ci sia
una consapevolezza in questo senso, sarà perché a partire da Monti in poi i governi per questioni di pronta cassa hanno solo pensato a aumentare le tasse, però quando arriviamo a lavorare fino a giugno noi cittadini del nord per pagarci le tasse e solo da luglio a dicembre che guadagniamo, perché se la pressione fiscale è circa il 50%, è del tutto evidente che noi per metà anno lavoriamo per pagare le tasse e l'altra metà anno lavoriamo per mantenerci e mantenere le nostre famiglie. Questo è il punto, no? E tra l'altro qui bisogna fare anche un altro riferimento: ci sono degli stati a welfare molto avanzato, quelli che tutelano il cittadino dalla culla alla tomba, tipo la Svezia, tipo la Danimarca, che hanno una pressione fiscale che è nettamente inferiore, cioè siamo attorno al 42-44%. Noi circa la metà dei nostri redditi va per alimentare lo Stato attraverso la fiscalità, con una differenza non da poco, che quegli stati di cui parlavo prima, che sono a welfare molto sviluppato, molto avanzato, rispondono con dei servizi efficienti. Questo Stato vuole tasse ma non risponde in termini di efficienza dei servizi. Ecco, anche qui bisogna rispondere con la virtuosità del Nord, perché il tema di oggi è il tema del rendimento delle istituzioni. È un dato molto complesso da ricavare anche per noi studiosi, però se il tema è il rendimento delle istituzioni, cioè quanto ti rende un'istituzione in termini di efficienza, efficacia e economicità, allora è del tutto evidente che per esempio la Regione Lombardia deve essere tutelata come struttura istituzionale e lo Stato di Roma deve essere chiuso domani mattina. Sì, certo, da questo punto di vista, certo. Non stiamo dimenticando l'Europa in questo quadro? Sì, non abbiamo parlato dell'Europa, è vero, e è la seconda partita da giocare, cioè il Nord deve lavorare su due fronti, su due fratture. Una è quella con lo Stato centrale, cioè con Roma, e l'altra è quella sicuramente con Bruxelles, perché nel momento in cui le politiche di Bruxelles sono fortemente invasive nei confronti dei cittadini del Nord, perché impongono, insomma, basta parlare con qualsiasi parlamentare per sapere, per rendersi conto che circa l'80% del suo lavoro in aula è rappresentato dalla dalla trasformazione in legge delle direttive comunitarie. Quindi è del tutto evidente che Bruxelles si impone ai territori del Nord senza sapere niente, cioè nel novembre dell'anno scorso Bruxelles ha cercato di mettere il becco sugli enti intermedi, sulle province. Ma che cosa ne sanno a Bruxelles della gloriosa storia delle province del Nord, del fatto che la provincia di Milano piuttosto che la provincia di Pavia preesistono rispetto allo Stato unitario perché sono nate un anno prima? Ma cosa ne sanno? Ma è assolutamente da radicalizzare anche la frattura con Bruxelles, con questa Unione Europea ovviamente, che è l'Unione Europea dei tecnocrati, dei burocrati, della finanza, delle lobby, e questa degenerazione della struttura dell'Unione Europea che bisogna combattere con forza, per auspicare ovviamente una trasformazione dell'Unione Europea in chiave macro-regionale, quantomeno, con l'adozione delle monete complementari, cioè con un progetto che ha una sua ragionevolezza, che è fondato, ecco. Ecco, quindi insomma passare veramente alla radicalizzazione delle battaglie, questa è un po' la ricetta che deve prendere la Lega, e poi chi ci viene dietro, chi va dietro tanto meglio, no? Dal punto di vista, e ma lì si vede. Ecco, io volevo integrare quello che stai dicendo tu adesso dicendo è la radicalizzazione delle battaglie, ma lavorando sui conflitti, cioè lavorando sulle fratture. Siccome Renzi in questo momento sta lavorando per ricomporre le fratture, la risposta più forte che gli puoi dare è quella di lavorare, di approfondire le fratture, di lavorare per dire che le cose sono differenti, che non so, faccio un esempio: la Sicilia è una regione a statuto speciale, gestisce il 100% della sua fiscalità, però il PIL di oggi della Sicilia è inferiore al PIL del 1938.
è del tutto evidente che la specialità alla Sicilia domani mattina deve essere revocata perché non l'hanno utilizzata bene. E allora fare della virtuosità e della frattura fra le cose che funzionano e le cose che non funzionano un elemento virtuoso, secondo me questa è la strada. Ecco, in questo senso non è la prima volta che dal Consiglio regionale si sente parlare di una Lombardia a statuto speciale. Secondo te è una prospettiva possibile anche nella sua realizzazione poi? Come... Sì. Perché è una via graduale, no? Sì, visto che sono il primo firmatario dell'ordine del giorno che abbiamo portato in aula il 16 aprile scorso, ci credo fino in fondo, cioè proprio quello che dicevo prima, nel momento in cui Moody's, che è un'agenzia di rating internazionale, mette la Lombardia insieme alla provincia autonoma di Trento e di Bolzano che godono della specialità e la Lombardia no, è del tutto evidente che la Lombardia deve avere, facendo il ragionamento che facevo prima con la Sicilia che ha lo statuto speciale e l'ha usato male, la Lombardia non avendo lo statuto speciale però è considerata più virtuosa dello Stato e allora gli devono essere consegnate delle condizioni dal punto di vista della fiscalità, dei poteri legislativi, eccetera, e come dire, fortemente autonomiste, perché questo è la strada da percorrere, insomma, io sono convinto che sia una strada percorribile, da autonomista radicale quale sono dentro di me, ritengo che sia l'unica strada percorribile in questo momento. Grazie mille a Stefano Bruno Galli. Noi vi terremo aggiornati sull'iter di questa proposta di legge sia nelle nostre trasmissioni di informazione che qui nell'approfondimento, chiamandoti per raccontarci a che punto siamo e vediamo anche quanto riusciamo magari con una battaglia di questo tipo molto razionale a coinvolgere un popolo come quello lombardo, che è un popolo che diciamo non è un popolo molto sognatore, però magari su queste battaglie molto concrete potrebbe assolutamente dare il suo consenso. Grazie mille Stefano. Ma figurati, io sono sempre a disposizione e un caro saluto ai radioascoltatori. Grazie a voi. A Stefano Brunagalli. Ciao. Allora, oggi abbiamo diciamo un po' messo la testolina fuori dal mare magnum della destra, domani torniamo in immersione, vi ho dato prima un'anticipazione, parleremo diciamo così della destra identitaria, della destra sociale con Vincenzo Soffo e non solo, e vedremo un po' come questa destra sociale in questo momento viva un momento di smarrimento per alcuni e invece comincia a dare delle risposte e percorra delle strade che assomigliano molto a quelle del partito della Lega Nord, che chiaramente, per chiudere con una citazione di Evola, dopo le ultime elezioni europee è l'unico a essere visibilmente in piedi tra le rovine e quindi è diventato certamente un punto di attrazione. Per oggi però è finita qui la trasmissione, quindi Rebelot di oggi finisce qui. Dal Marco Pinti e da Roberto Colombo in regia un caro saluto festoso a tutti voi, passate una bella serata sulle nostre frequenze perché dopo di noi Alessandro Morelli, Pierluigi Pellegrin e il palinsesto della sera. Ciao! La joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.